Guarini, il direttore di gara, si mette in posizione sicura. Scatto fulmineo di queste 6 vetture. Di stop accendersi nonostante che il motore sia in accelerazione. Parlo della numero 4 di Zarro. Questa è una finezza di guida ereditata dai nostri circuiti che capisce per ottimizzare le prestazioni di un lavoro allo spegnimento. Pisa ha provato a stringere la missione di Guarini uscendo per primo da quella che era la prima curva. È stato bravissimo Riccardo Zanotti, molto vecchio. Guarini aveva premeditato, ma nonostante questo attacco ha staccato. Il miglior tempo è stato Barbonaglia con una velocità media di 83 km/h. Contro 2 motori Boxer 4 e Boccardo, come era un po' prevedibile almeno per noi addetti ai lavori, ha già preso qualche metro di vantaggio. Per quanto riguarda lo stock car remonato, e vediamo se nel mirino riesce a centrare l'ottica di Gaban